Braccio di ferro tra centro sociale e Cassugana. Dopo ore di attesa è decisa la cancellazione del concerto che aveva fatto salire la tensione, annunciati però ricorsi contro le multe e indetto un'assemblea pubblica. Secca la replica del primo cittadino di Treviso, delle sfide di Gianco me ne frego, le regole devono valere per tutti. Secondo la Digos è un artigiano 47enne il responsabile dell'esplosione di un ordigno il 2 giugno davanti ad un liceo di Vittorio Veneto. L'uomo arrestato, un complice denunciato, indagini sul movente. Malviventi in azione a Segusino, una banda fa saltare in aria il bancomat dell'Unicredit, a lanciare l'allarme i residenti. I genitori dei bimbi di un asilo di Vittorio Veneto raccolgono firme contro la piantumazione di un vigneto a confine con la scuola, tutto per ora in via preventiva. Domani il referendum day in 26 comuni veneti, dalle 7 alle 23 urne aperte per chiedere ai cittadini se vogliono la fusione tra amministrazioni nella Marca, al voto Paderno e Crespano del Grappa. Sport e basket, domani a Roseto la De Longhi caccia della 7ª vittoria consecutiva, coach Menetti, guai ad abbassare il livello di concentrazione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi. Partiamo dal braccio di ferro tra Gianco e amministrazione di Cassugana. Incontrando la stampa questa mattina i portavoci del centro sociale non hanno voluto dire se il concerto della discordia questa sera si farà o meno, salvo poi cancellarlo ufficialmente nel tardo pomeriggio. Hanno però lanciato una nuova sfida al sindaco, dicendo all'ex Piave un'assemblea pubblica per martedì sera. Sentiamo. Da ora lanciamo un'assemblea pubblica di difesa dell'esperienza del centro sociale Giango, al quale invitiamo tutti i cittadini e sfidiamo il sindaco Mario Conte a vietarcela. Un'assemblea pubblica all'interno dell'ex caserma Piave, martedì sera alle 20:30. Lo scontro tra attivisti del centro sociale Giango e giunta di centrodestra è ormai aperto. E ancora resta da vedere cosa accadrà stasera con il concerto programmato da Giango e la diffida fatta partire dal sindaco Conte, che minaccia, in caso l'evento si svolga, di chiudere il complesso. Un po' da tutti quanti ci arrivava la domanda: allora fate o non fate sto benedetto concerto questa sera? Ecco, noi a questa domanda non vogliamo rispondere perché è mal posta, nel senso che il centro sociale Giango non è uno spazio che fa concerti, non è un locale. Il centro sociale Giango è il dormitorio caminante, il centro sociale Giango è tante cose, è un progetto sportivo e quindi noi non ci stiamo, crediamo sia svilente rispetto al nostro far politica ridurre il tutto quanto su un concerto sì, concerto no. Quindi noi alla domanda fate o non fate il concerto vi invitiamo a passare questa sera. Sicuramente gli spazi saranno accessibili, ok? E questa è la risposta che noi vogliamo dare alla giunta di Treviso. Quanto alle sanzioni, da decine di migliaia di euro già recapitate al Giango si stanno preparando i ricorsi. Alle multe ricorriamo, adesso stiamo capendo in questi giorni quali sono anche i termini legali per farlo, perché ovviamente in qualunque modo cercheremo di non pagarle. Queste multe, come abbiamo detto, vanno a sottrarre fondi a quelli che sono progetti sociali importantissimi. A noi ci contesti il fatto che ci sono dei bicchieri di vino o che il cartello del vietato fumare è scritto a penna, perché una delle sanzioni di 3.000 euro è perché il cartello vietato fumare è scritto a penna. E invece quando c'era l'amianto, quando c'era la situazione precedente di degrado, questa cosa non suscitava assolutamente nessuno scandalo. E come già annunciato sulla loro pagina Facebook, nel pomeriggio i militanti del Giango hanno ufficialmente comunicato che stasera non ci sarà nessun concerto, ma resta la sfida lanciata al sindaco per martedì sera. Anche l'assemblea pubblica infatti rischia di richiamare decine di persone. Secca la replica di Mario Conte. Sentiamola. Concerto o non concerto, la Polizia Municipale è pronta a svolgere i controlli del caso. Le regole valgono per tutti, Giango e Open Piave compresi. Non fa sconti il sindaco di Treviso Conte, a cui i militanti del centro sociale gettano nuovamente il guanto, annunciando per martedì sera un'affollata assemblea pubblica proprio nell'ex caserma. Secca la risposta del primo cittadino. Mi chiedo scusa, ma delle sfide di questi ragazzi del Giango francamente me ne frego, non ho nemmeno il tempo di seguirle. Io seguo i contratti e seguo una normativa che è molto chiara. Chi sta alle regole è ben accetto, chi non sta alle regole viene sanzionato, e se il non rispettare le regole prevede anche che decada la convenzione, mi dispiace per loro, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Conte non si scompone neppure di fronte all'intenzione degli attivisti di fare ricorso contro le pesanti sanzioni ricevute. La polizia locale, lascia intendere, è pronta ad adeguate contromosse. Ma che facciano quello che vogliono, per me non è un problema, noi seguiamo la normativa vigente, è facoltà loro ricorrere, bene, dimostreranno che quello che i vigili hanno evidenziato non corrisponde alla realtà, se loro hanno questa capacità e sono in grado di dimostrare questo, che lo facciano, è nelle loro facoltà. Io dico semplicemente che stanno mettendo a repentaglio il lavoro di altre associazioni e sono un pessimo esempio di democrazia nella nostra città che non intendo accettare. Ed ora la cronaca che si apre con le indagini della Digos trevigiana per l'attentato del 2 giugno scorso al liceo Flaminio in pieno centro a Vittorio Veneto. 6 mesi dopo le manette sono scattate ai polsi del 47enne di Carpesica. Nella giornata di ieri abbiamo appunto dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere chiaramente emessa dal GIP di Treviso su richiesta della Procura della Repubblica di Treviso nei confronti di un 47enne. E lo stesso è ritenuto responsabile, almeno sulla base degli elementi indiziari fin qui raccolti, di aver trasportato in luogo pubblico e collocato nei pressi dell'Istituto Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto nella notte tra il 2 e il 3 giugno scorsi un ordigno esplosivo che ha provocato appunto gravi danneggiamenti alla struttura. Sarebbe di un 47enne di Carpesica di Vittorio Veneto la mano che ha innescato l'esplosione in pieno centro a Vittorio Veneto. La deflagrazione nella notte aveva svegliato tutta la città, distruggendo i vetri di una trentina tra finestre e portoncini. L'ordigno era con ogni probabilità composto da polvere pirica all'interno di un barattolo di vetro, quindi sono state trovate tracce relative a questi elementi. E sulle tracce di questi elementi che la Digos della Questura trevigiana ha impostato uno dei filoni di indagine che pare grazie a diverse intercettazioni telefoniche avrebbe portato a questo 47enne, ma non solo. Infatti materiale ritenuto interessante dagli investigatori sarebbe stato rinvenuto in un capannone di proprietà di un 40enne che avrebbe aiutato il 47enne nell'attentato alla scuola. Sostanze comuni, se prese singolarmente ma che utilizzate assieme possono avere capacità detonante. Sempre nell'ambito delle indagini che hanno portato all'arresto del presunto esecutore materiale e alla denuncia del complice, la Digos ha proceduto anche al controllo e alla perquisizione dell'abitazione di un 24enne, sempre vittoriese, che però avrebbe dato esito negativo. Tutto ancora da verificare la pista del traffico d'armi illegale, anche se parte del materiale sequestrato al 47enne non farebbe cadere del tutto l'ipotesi. Resta ancora da capire il movente del gesto, sicuramente dimostrativo, per il quale però l'indagato non avrebbe ancora dato spiegazioni. Malviventi in azione a Segusino, una banda ha fatto saltare il bancomat, a lanciare l'allarme i residenti. I carabinieri ora stanno visionando le telecamere di sicurezza. Installato da pochissimi giorni, l'unico in paese, richiesto e voluto dai cittadini, ma lo sportello è durato davvero poco tempo. Questa notte, verso le 2, malviventi lo hanno fatto esplodere utilizzando una miscela di acetilene, un boato fortissimo che ha svegliato i residenti di piazza Papa Luciani a Segusino. Immediatamente la gente ha allertato i carabinieri che sono giunti sul posto, ma i malviventi avevano già fatto perdere le tracce. La banda sarebbe arrivata davanti allo sportello bancomat dell'Euronet Italy Office, posto all'esterno dell'Unicredit con una BMW scura. Malviventi, che sapevano il fatto loro, sono riusciti a scappare con il bottino ancora in via di quantificazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti né danni alla struttura che ospita lo sportello. Le indagini dei carabinieri. Lo tenevano d'occhio da tempo, è stato fermato ed arrestato a Treviso da parte della polizia di Venezia un 25enne addosso ecstasy e chetamina. Stupefacente che era destinato ai giovani in cerca di sballo nei locali. È stato arrestato a Treviso dalla polizia di Venezia per spaccio di droga un 25enne. Il giovane era in possesso di ben 950 pastiglie di ecstasy a forma di testa di rana e di omino e circa 150 grammi di chetamina. Gli agenti hanno avvicinato l'uomo per strada, poi sono andati nella stanza d'albergo dove alloggiava. Perquisita la camera, i poliziotti hanno trovato le sostanze stupefacenti, l'elevato numero delle pastiglie di ecstasy, considerato
fatto che ogni singola pastiglia rappresenta una dose, nonché il quantitativo consistente della chetamine avrebbe consentito di confezionare più di 300 dosi, droga che viene sciolta nelle bibite per l'assunzione. Si tratta di stupefacente che solitamente viene utilizzato dai ragazzi che cercano lo sballo nei locali. Durante la perquisizione è stata anche trovata e sequestrata una considerevole somma di denaro, oltre 3.500 euro in contanti, ritenuto probabile provento dello smercio dello stupefacente. Si è concluso con una pena a 14 anni di reclusione il processo a Catania a carico del parroco trevigiano accusato di abusi su una decina di ragazzini. È una condanna pesantissima quella inflitta dal Tribunale di Catania al sacerdote trevigiano Don Pio Guidolin, originario di Villorba, a processo con la gravissima accusa di violenza sessuale nei confronti di una decina di ragazzini minorenni che frequentavano Villaggio Sant'Agata, quartiere alla periferia della città siciliana. Il procuratore della Repubblica, Carmelo Zuccaro, aveva chiesto 10 anni, ma il GUP Giuseppina Montuori ha stabilito di infliggergliene 14, stabilendo anche il pagamento a suo carico di una provvisionale di 10.000 euro per ciascuna delle vittime che si è costituita parte civile nel procedimento. Padre Guidolin, che in passato aveva prestato servizio anche al Pime di Preganziola, era accusato di abusi su ragazzini e ragazzine di meno di 14 anni. Abusi che il sacerdote aveva giustificato invece come atti spirituali, purificatori, che sarebbero stati mal interpretati. La comunità aveva a lungo difeso il prete, aumentando così la sofferenza delle giovanissime vittime, al punto che un ragazzo aveva anche tentato il suicidio. Dalle carte dell'indagine è emersa una realtà sconcertante che ha portato infine alla severa condanna. Incidente oggi nel primo pomeriggio sul nuovo tratto stradale sul Piave a Ponte della Priula, uno scontro fra due auto, una vettura si è capovolta in mezzo alla carreggiata. L'uomo che era alla guida è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato insieme ad un'altra persona all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre agli uomini del SUE, ma anche la polizia per i rilievi di legge. Ed ora una storia che arriva da Vittorio Veneto, dove i genitori dei bimbi dell'asilo di San Giacomo stanno raccogliendo firme per fermare la piantumazione di un vigneto a confine con la scuola. Tutto in via preventiva perché l'unica cosa certa è che lì finora sono passate solo le ruspe. Signora, posso chiedere perché ha firmato? Perché ho firmato? Perché ho dei bambini che frequentano sia l'asilo che le scuole, perché siamo stufi di questi pesticidi, fanno vigneti in qualsiasi posto, dappertutto. Incluso lo spazio a confine con l'asilo di San Giacomo di Veglia, o almeno lo ipotizzano i genitori, che in via preventiva stanno già raccogliendo le firme per fermare non tanto l'ennesimo vitigno, quanto i trattamenti chimici relativi. Nel giro di qualche mattina abbiamo visto abbattere la siepe che c'era a fianco al nostro asilo, abbiamo visto il terreno che veniva livellato e preparato per una coltura. E tanto è bastato per allarmare decine di famiglie della zona. Il campo, come si vede, pare a tutti gli effetti preparato per l'ennesima piantumazione di barbatelle, anche se al momento cartelli o indicazioni varie non ne abbiamo viste. Di sicuro il livellamento è arrivato sia a confine con l'asilo, ma anche sotto le finestre di diverse abitazioni, alimentando ulteriormente i timori di chi ci vive dentro. Quello che ci preoccupa è che i nostri figli possano avere dei disagi anche riguardanti la loro salute dovuti a questa coltivazione. Forse sarebbe bastato un po' più di dialogo tra vicini, anche se pare che questo appezzamento sia stato acquistato da poco da un'asta. Fatto sta che in mancanza di riferimenti i genitori dell'asilo di San Giacomo intanto raccolgono le firme, pronti a fermare in qualunque modo ciò che potrebbe nuocere ai loro figli. Le consegneremo al sindaco, all'amministrazione comunale, ai proprietari e probabilmente anche all'UNS. Perché nessuno dei responsabili possa dire io non lo sapevo, ma al di là del singolo caso fa specie sentire chi, pur non c'entrando direttamente con l'asilo, questa mattina si è fermata a firmare. Ho firmato perché è ora di smetterla di piantare vigneti dappertutto. Bisogna dare un freno a tutte queste cose. E il bello è che non è che magari avvisano quando fanno i loro lavori, lo fanno anche mentre i bambini sono fuori in ricreazione, perché è stato visto addirittura nei campi sportivi. Ci sono state tante denunce di già e speriamo di arrivare a buon punto. Basta con questi vigneti, non se ne può più. Pianta olivi, no?
Torniamo ora a Treviso, dove il Consiglio Comunale nei giorni scorsi ha bocciato la mozione delle minoranze perché il Comune faccia ricorso contro la modifica allo statuto dell'ISDRA, ma le opposizioni insistono, ne va del potere di gestione dell'ente. Il Comune di Treviso non si faccia scippare l'ISRA, l'istituto che gestisce le case di riposo cittadine. Lo chiedono compatte le forze di opposizione, dal centro-sinistra al Movimento 5 Stelle, dopo la decisione della Giunta di non fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR che ha respinto la richiesta formulata dalla precedente amministrazione di invalidare lo statuto dell'ente, in cui viene modificata la composizione del Consiglio di amministrazione. Sui 5 complessivi il Comune passa da 4 a 2 rappresentanti. Gli altri sono di provincia e ULS, perdendo così il potere di gestione di una realtà che eroga servizi non solo agli anziani. Il problema che noi paventiamo è che i benefattori e le persone che intendono lasciare i loro beni o parte dei beni alla città, a fronte di questa esperienza si renderanno conto che c'è il rischio, come è già successo con questa occasione, che le loro volontà non vengano rispettate. Noi vogliamo che quell'ente sia gestito nell'interesse dei cittadini e delle famiglie trevigiane, perché l'ISDRA oggi si trova a occuparsi di temi relativi a disabilità e anziani che interessano tutte le famiglie trevigiane. Il sindaco faccia la bella figura di donare ai trevigiani un ricorso rispetto al Consiglio di Stato, rispetto a questa sentenza. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, pezzi unici ma soprattutto tanta emozione nel toccare con mano motociclette che hanno fatto epoca, sono quelle esposte nella giornata di oggi nella storica sala contrattazioni della Camera di Commercio di Treviso per ricordare i 100 anni della fine della Grande Guerra ed un mito trevigiano. Un volto, una storia, quello di Omo Bonotenni e del motociclismo nella Marca. Tutto in esposizione oggi nella sala contrattazioni della Camera di Commercio al Palazzo di Piazza Borsa, l'ultima ancora attiva in Veneto e forse in Italia. Un'atmosfera d'altri tempi, per ruote e motori, in un tempo dove la tecnologia era tra pinze e cacciaviti e il resto lo faceva a chi quel motore lo inforcava, finendo quasi con l'abbracciare il serbatoio nel tentativo di rubare qualche chilometro all'ora in più alla velocità. Tempi eroici dall'odore intenso di olio e benzina, il cuoio dei giubbotti e asfalto sui volti, il fango e gloria all'ultimo metro prima del traguardo. Tutto raccontato in queste immagini, ma anche tra questi esemplari, dove l'Aquila di Mondello Allario è vicina alla Bianchi, che ricorda il motociclismo in guerra. Un secolo di pistoni, fasce, carburatori, ma soprattutto di tanta passione per quella libertà che solo la moto riesce ancora a regalare. Emozioni tra raggi e volani ed emozioni per ricordare quel Tenni che con lo stadio di calcio ha da spartire solo il nome, un lombardo della montagna diventato un mito motociclistico tra Sile e Cagnano. La storia di mio nonno è una storia antica e magari le nuove generazioni, nonché anche i giovani nuovi motociclisti magari poco ricordano questa storia, perché stiamo parlando di uno sport che era all'antitesi di quello che è lo sport motociclistico di adesso. Mi fa piacere perché c'è ancora una memoria storica. L'unico rammarico è per un ricordo, un'esposizione durante un solo giorno, ma dall'intensità che sicuramente imporrà una nuova edizione. Se dovesse attribuire un aggettivo solo a Omo Bonotenni? Strepitoso. Come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Siamo allo sport basket, domani la De Longhi in trasferta a Roseto per agguantare la 7ª vittoria consecutiva, l'analisi di coach Menetti, guai ad abbassare la concentrazione.
Una trasferta come questa ti dà l'idea se veramente siamo sulla strada giusta, soprattutto se non abbiamo così la forza di continuare sulla strada che abbiamo capito che era quella giusta, e ci vorrà veramente tanta volontà. Sarà un campo difficile, naturalmente poi in un campo dove aspetteranno la seconda squadra, la seconda in classifica, e un campo e una squadra che tenterà di fare il grande colpo, e quindi noi dobbiamo veramente concentrarci su noi stessi, ad avere un grado di attenzione molto più alto rispetto a un momento dove invece potremmo dare delle cose per scontato. Non vogliamo dare niente per scontato, dipende da noi prima di tutto. La frenesia, non dico che loro giocano in modo frenetico, ma giocano in modo anche di ondate e di grande entusiasmo, quindi se non interpretiamo la partita nella giusta maniera e soprattutto non la mettiamo, non cerchiamo di giocare la nostra pallacanestro, lì diventerà veramente molto difficile. Ed ora continuiamo invece il nostro viaggio fra i presepi del Trevigiano. Oggi andiamo a vedere il presepe della famiglia Ghedin a Monigo di Treviso. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Un presepe nato così per caso, trovando dei pezzetti di legno e poi un po' di manualità, e mi sono divertito a creare, prima all'inizio con qualche errore, poi facendo qualcosa migliore, e poi mi sono appassionato, e quindi a tempo perso, anche tra un lavoro e l'altro, mi dedico a queste piccole cosine. È tutto di recupero, tutto, a parte qualche piccola statuetta che quella faceva parte del vecchio presepe, e quella l'ho adoperata perché mica posso buttare via, non sono io per abitudine non butto via niente. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Tanti auguri di Natale a tutto il mondo, a tutti i bambini e tutti gli anziani, e poi tutto il resto, ma insomma i bambini e gli anziani e tutto il mondo penso che sia il miglior augurio che si può fare a tutti. He just says, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Ooh-wee goes the star. E come avete visto da queste bellissime immagini è tornata la nostra rubrica sui vostri presepi. Potete continuare ad inviarci le immagini o segnalarci le vostre creazioni. Le nostre telecamere verranno nelle vostre case, lo potete fare chiamandoci o inviandoci filmati al numero o alla mail che state vedendo ora in sovraimpressione. E questa per noi era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma tempo in prevalenza buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso anche coperto. Il tempo risulterà più asciutto e anche soleggiato al mattino. Col passare delle ore precipitazioni via via più diffuse e localmente anche miste a neve sui settori occidentali della nostra regione. Temperature fredde con minime tra -5 e -1, massime comprese invece tra 2 e 5 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione un po' diversa sulla nostra regione, dove invece il tempo si manterrà in genere più asciutto e stabile e anche soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Entro la nottata non si esclude qualche pioggia a carattere sparso. Temperature fredde con minime comprese tra -4 e -1 grado, massime oscillanti invece tra 3 e 6 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto simile, con la grafica che ci mostra una giornata asciutta e stabile. Ampio soleggiamento infatti su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime si attesteranno intorno ai -3 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 3 e 4 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.